Il bello della diretta. E questa è la Ciao. modalità forni, pasticceria, lievitatori, arte bianca, eccetera, eccetera. E quindi non sono seduto a un tavolo, anzi quasi quasi mi tolgo pure questo perché comunque la distanza di 1 metro, come Ce vedete, con l'abbiamo. questo segno Ok. romano, non abbia timore, non No, no. succede assolutamente nulla, non facciamo male a nessuno. E siamo qui a Sala di Cesenatico dove immaginavo insomma di poter passare dopo che ci siamo conosciuti durante una di quelle reunion di chef, questi cuochi che devono avere tutte le cose migliori, quindi scelgono anche, no, i Certo. produttori, Certo. no, i fornitori, li riuniscono poi ad eventi come quello che sembra fosse Chef to Chef. Ecco, una giornata intensa di lavori a Cesenatico, a vedere appunto anche in retroscena del pesce piuttosto che in questo caso cosa sta facendo in questo momento. In questo momento siamo impegnatissimi sul fronte panettoni. Ecco, Là, come potete vedere, lì ci sono alcune delle nostre creature sfornate da poco. quelli diventeranno i panettoni. Sì, Ecco qua. in realtà si chiama Pandemon. Questo è un panettone abbastanza sui generis perché Pandemon. Pandemon, ma demon ha una connotazione un po' come la pizza alla diavola, per intenderci, no? Perché abbiamo questo cioccolato fondente nell'impasto che lo rende scuro, molto corposo in termini organolettici, eccetera. Abbiamo la scorza d'arancia candita in gran quantità che sprigiona il suo profumo subito all'inizio, come si taglia la fetta, come la si avvicina, e in bocca si mescolano questi due ingredienti prevalentemente in termini organolettici che sono storicamente, insomma, che hanno storicamente una loro contiguità, un loro abbinamento ideale, per poi lasciare spazio alla fine del boccone, addirittura a volte dopo che si è deglutito, questo piccantino che viene su nella gola, che niente, semplicemente apre le porte o a un altro boccone o che ne so, anche una bollicina. È un bel mariage, qui rimaniamo sempre col Mondi prima, no? Mariage e poi anche la Sacher, torta, se ho pronunciato bene, mi sembra Sacher, che sì, la Sacher, sì. dopo sai, non Sì, anche non se pronunci mai bene. la Sacher poi ha il contrasto dell'albicocca. E poi è una ricetta segreta, ecco, sai che Io lì cominciamo a spostarci un po' sull'ambito della pasticceria e mi sono sempre più specializzato e appassionato ai grandi lievitati e lievitati in genere, insomma. Bene. Massimo Vitali, attenzione, Massimo. ecco, siamo qua proprio a Sala di Cesenatico, zona anche cara alla famiglia Fo, no? Che Famiglia è un cognome Fo, molto breve, famiglia però Pantani, esatto. abbiamo diversi artisti, Roberto sono Mercadini, le zone abbiamo... proprio all'entroterra di Sì. Cesenatico dove c'è appunto... Credo che siano le zone più calde, perché comunque risentiamo dell'influenza del mare e di conseguenza tutto quello che porta a livello di stagionalità, a livello di turismo, eccetera. Sì. Però siamo abbastanza staccati da non essere così coinvolti. Ecco, quindi siamo al mare, ma c'è quello non stacco, siamo proprio al mare. perché avere proprio la spiaggia così a disposizione, Sì, quindi sì. fare un po' quello che ti pare, effettivamente va un po' filtrato, quindi ecco che sicuramente nell'entroterra, ma io lo vedo anche in Costa Azzurra, poi quando si va nelle colline di Mougins piuttosto che rimanere a Cannes, come dire, insomma, la cosa è molto, questo contrasto, ecco, quindi è sicuramente molto piacevole. È chiaro che essere vicini insomma, al mare, Cesenatico, insomma, comunque è utile, ecco, nel senso come abbiamo visto con i ristoranti anche di pesce, no? In questo periodo tutti vanno a casa tua piuttosto che Terre Alte, piuttosto che l'Onda Blu, proprio perché la vicinanza chiaramente al mare poi ripaga anche in questo periodo qui, diciamo, prenatalizio. Tra l'altro, ecco, questa vicinanza al mare è stata estremamente importante anche quando una ventina d'anni fa ormai ho cominciato in maniera un po' pazza a fare il panettone anche d'estate, ed è stata un'occasione appunto essere vicino al mare propizia, perché il panettone d'estate a proposta dei tuoi soliti clienti sì, è un po' da spiegare, o qualcuno ti dà del matto e via. Al mare no, al mare se presenti un panettone in spiaggia, magari fine pomeriggio, diventa un matti, perché c'è un approccio diverso. Io dico sempre che il vacanziero è più
ben disposto alla novità, certo, alla, certo. Anche all'esagerazione, se vogliamo, alla provocazione. Ecco. Ecco, tra l'altro io faccio un esempio recente perché come lei che fa il pane, fa gli lievitati, anche a Senigallia, che è un epicentro gastronomico come quello di Cesenatico del resto, c'è Pan de Fra, per dire, che fornisce il pane, i panettoni, appunto questi ristoranti. Ora mi è capitato tra l'altro di assaggiare uno di questi buoni panettoni che vengono forniti proprio ai cuochi, ai pasticceri, Certo. proprio dei ristoranti, quindi prendere proprio questo spicchio di panettone e c'era della crema di mascarpone e quindi come proprio a mo' di scarpette. Questo è un gesto che mi è venuto proprio così improvviso che se non fossi stato da solo forse non l'avrei fatto, e quindi ho fatto questa cosa che è stata assolutamente libidinosa, cioè proprio il massimo, perché poi è una sorta di pane ben fatto, di grande qualità, di grande lievitazione, che poi associato a una crema di mascarpone chiaramente insomma ti porta veramente all'eccellenza del gusto e quindi bene. Sì, bene, noi bene. sovente l'abbiamo anche proposto con del gelato, per dire, cioè, Ecco. voglio dire, il panettone si presta, Certo. addirittura non mi ricordo se l'avevo fatto anche all'evento di cui parlavamo poc'anzi, ce n'è uno che propongo anche con lardo di mora e del pepe rosa, cioè con questo contrasto dolce salato. Per gli onnivori. Che diciamo così, se contestualizzato, Certo. dà grandi emozioni. Ecco, bene, ora qui siamo a Vitali. Panetteria Vitali, sala di Cesenatico. C'è questo accento sulla I voluto Per mettere un po' ecco. l'accento, ma soprattutto è stato un gioco di parole col mio cognome e l'idea che lì c'è vita, cioè vita lì. Lì, ma tutti gli altri prodotti Certo. che tra l'altro vengono venduti, qui siamo nel laboratorio, Dietro casa, nel lab, ecco, e no, perché poi ci sono quelli che il laboratorio lo fanno dopo. Il lab. Invece qui prima fatto qui si chiama proprio laboratorio sì, e quindi c'è proprio questo qui siamo a Sala, Sì. dove siamo? Siamo nei dintorni di Sala, com'è? No, praticamente siamo in un quartierino di Sala che si chiama Celle, però Ecco. non credo si trovi È neanche. una cella di Sala, dai, insomma, se vogliamo Si giocare. chiama così perché Sala prende il suo nome dalle saline. In questa via, soprattutto alla fine della via, c'erano le saline proprio. E le celle, si intendevano proprio le celle, cioè è tutto diciamo non solo il cognome dello chef, non solo, anche lì si può giocare anche su questa cosa, quindi complimenti. Quindi insomma c'è un negozio tra l'altro che risulta anche nella guida del Gambe Rosso, quindi come dire forse il massimo del livello che c'è da queste parti. Diciamo che il Gambero Rosso ha avuto il grande pregio e la grande intuizione di voler fare una classifica, è una brutta parola, non mi piace, però di recensire, di dare visibilità, insomma di dare spazio in una guida al mondo della panificazione, ed era ora, aggiungo, ma non in termini critici, nel senso che purtroppo in parte anche per nostra responsabilità, perché il mondo della panificazione ha tardato un pochino a fare comunicazione, a vedere il mondo anche dei social eccetera con una prospettiva propositiva, ok? Diciamo che siamo un pochino indietro, ma ci si è arrivati ed è estremamente importante, è stato estremamente importante, perché non solo, vabbè, uno ci si ritrova dentro, è un vanto, è un orgoglio, quindi non solo ecco questa dinamica qui, ma soprattutto l'idea di dare un valore a un mestiere e soprattutto al pane con la P maiuscola. Esatto, il pane, perché poi c'è la pizza sempre con la P, quindi sono sempre lievitazioni, quindi bisogna sempre prestare attenzione quando si mangia una pizza, ci sia anche una lievitazione che permette poi di digerire, quindi tutte cose che effettivamente fanno parte dell'arte bianca. Poi diciamo che con la pasticceria siete proprio lì, siete attaccati, ecco, quindi alla fine... Sì, noi abbiamo una grande contiguità sia con il mondo della pasticceria sia con quello della pizzeria.
diciamo che siamo... E infatti io faccio una buona, dicono, stirata romana al lievito madre. Esatto, che ricordo con piacere. Dei buoni, dicono, panettoni, Certo, per cui insomma mi piace certo. un pochino ogni tanto, come si può dire, varcare il confine. Ecco, l'unico problema è che bisogna passare di qua, e devo dire che ci sono riuscito solamente in questi giorni prima del Natale, con queste incertezze, dove io sinceramente non me la sento di organizzare un viaggio nelle altre regioni. Rimango qua nella mia Romagna, questo è un po' uno dei vari best Romagna, perché abbiamo, sì, vabbè, le stelle Michelin, però poi ci sono tante attività come quelle che citavo prima, di pesce, di crudo, eccetera, eccetera. Sono locali che attirano dalle altre regioni tantissimo, un po' anche per il mare, vero? Anche per quello, ovviamente per la location, e quindi c'è un best Romagna, devo dire, molto interessante in questi giorni appunto di chiusura, sperando poi che insomma si riapra questa tutto, cosa ecco passi qua. prima possibile. Ecco, certo. Bene, quindi c'è anche questo negozio che fa orario proprio di forno, quindi chiudete... dalle 7 all'1 di pomeriggio. Ecco, quindi praticamente io, come dire, per chiamare appunto il nostro Massimo Vitali, ho dovuto chiamarlo prima della trasmissione delle ore 8, che mia moglie mi ha detto: ma chi chiami a quest'ora? Questo è un mondo che chiaramente vive certo. chiaramente Ha anche degli di orari notte, no? Se è ancora così. Io lavoro ancora di notte. Ecco. Io lavoro ancora di notte perché le tecnologie per produrre col freddo, con le temperature controllate, eccetera, ce le avrei anche. Ma ad ora nutro ancora la convinzione che il pane fatto lievitare e cotto nei tempi di giornata, diciamo, secondo il mio personalissimo punto di vista, ha delle peculiarità, delle caratteristiche migliori, soprattutto nell'ambito della crosta, eccetera, perché le temperature controllate, attraverso, diciamo, quello che si può chiamare un movimento di acqua, tendono a sviluppare delle croste pane, soprattutto le pezzature importanti, molto spesse, perché sostanzialmente queste temperature controllate, che sono sempre abbastanza basse, insomma dagli 11 gradi in giù, 10, 12 anche, comunque sono temperature dove comunque c'è questo movimento d'acqua e tendenzialmente si ha questa crosta più pronunciata. Invece a me piace un pochino più sottile, poi si può fare una crosta sottile anche, però ecco, io ho maturato, e devo dire che i miei pani, anche al lievito madre, non dovrei dirlo io, ma sono molto buoni. Bene, abbiamo 2 pani, perché questo è il riconoscimento della Birra del Gamberosso, quindi ci sono proprio le pagnotte, quindi ne abbiamo 2, poi quest'anno so che non ci sono stati punteggi, eccetera, eccetera. Sì, quest'anno è stato un po' un anno un po' difficile. Quindi si passa dal 2 al 3, facciamo i migliori auguri a Massimo Vitali, che ha da fare in questi giorni con i panettoni, anche perché poi, diciamo, il coronavirus, non so se vi ha favorito, però effettivamente vi ha messo alla prova e chiaramente eravate pronti, ecco, a queste emergenze. Diciamo che io in termini di delivery, di spedizione eccetera non ho potuto fare nulla quest'anno, ma per problemi aziendali legati al personale abbiamo Nicolò, il nostro apprendista storico, che ha avuto qualche problemino, e quindi non ci siamo potuti sbilanciare molto in voli pindarici, perché poi diventano queste, o se non sono ben organizzati, di spedizione e quant'altro, per cui abbiamo preferito fare qualche decimale di percentuale di panettoni in meno, però curarli di più, essere sicuri di non esporsi, perché poi a dire tanti sì, io purtroppo è una cosa che conosco, e poi trovarsi a faticare ad accontentarli, ecco, dopo non è una cosa bella. Quindi abbiamo preferito rimanere un pochino bassi con la produzione, però curarla al meglio e in attesa di tempi migliori. Ecco qua, questo tutto in versione a sport. Chiaramente. Certo, la gente viene qua, acquista e porta a casa. C'è l'orario chiaramente di chiusura che viene rispettato, quindi un orario più ampio. Una persona alla volta in negozio, perché il negozio è piccolino, e quindi insomma tutte le disposizioni
di legge, ecco. Certo. E ci si adegua, abbiamo Certo, un po' di fila certo. fuori Ecco, casa. perché il panettone, che lo fanno anche molti chef stellati, che magari hanno un ormai- ristorante chiuso, e quindi è comunque sempre una firma, comunque Certo. è un prodotto che fidelizza appunto anche il cliente. Anzi, io sarei proprio, quando chiaramente in un ristorante si fa un ottimo pane, proprio di metterlo a disposizione appunto dei clienti, perché sarebbe un peccato farlo solo per il ristorante, un buon pane, perché Certo. ci sono ristoranti 3 stelle messi che effettivamente, insomma, tengono sia pasticceri che appunto gli invitatori solamente per una piccola parte della cena serale, del menù, ma certo, neanche del certo, pranzo, per certo. dire. Ecco, quindi è veramente un peccato, e quindi penso che, insomma, quei Sia un buono ristoranti, spreco di risorse. ecco, quei ristoranti che poi mettono a disposizione in questo periodo in modo particolare un po' tutti questi loro outlet, dove poi vai a identificare anche piatto per piatto, quindi ricetta per ricetta, quindi cosa compone la grandezza magari di un ristorante 3 stelle Michelin, perché insomma ne abbiamo 11 in Italia, quindi ci sono e appaiono sempre di più. Quindi noi qui da Sala, qui dalle zone care a Dario Fo, tutta la sua famiglia e il caro Pantani, vi salutiamo con un buon Natale, buone feste, un buon 2021. Ciao.